Assessore Vito, Tarcento è uno dei sorvegliati speciali della Regione sul rischio idrogeologico, già 1 milione di euro erogato. Che cosa fa ora la Regione? Oggi ritorniamo a Tarcento, una giornata di soddisfazione anche perché ci eravamo presi un impegno con questa comunità e siamo venuti a vedere come a distanza di un annetto circa i cantieri sono partiti. Siamo qui a Sedilis nella località di Borgo Crop e abbiamo constatato di come le cose stanno procedendo. Sulla Tarcento c'è stato un interesse particolare perché sappiamo bene che questa è una realtà fragile, molto bella, ma anche con delle peculiarità purtroppo in tema di rischio idrogeologico, quindi era importante oggi continuare anche con questa nuova amministrazione comunale il ragionamento che si era già positivamente avviato con l'amministrazione precedente, cercando di coinvolgere anche sempre più cittadini che sono in questa comunità una parte attiva particolarmente significativa, quindi penso che nel momento in cui ci sia un dialogo costruttivo tra cittadini e amministrazione anche temi così complessi li possono trovare il percorso giusto per arrivare sempre più a delle risposte importanti, quindi penso che anche oggi facciamo appunto un passo in avanti ulteriore di un percorso che chiaramente continuerà nel tempo e che sono convinta porterà sicuramente a dare delle risposte concrete. Assessore, lei ha parlato di nuovi indirizzi politici facendo riferimento alla progettazione. Di che cosa si tratta? Ma cerchiamo sempre più di dare praticamente continuità e tempestività agli interventi, quindi piuttosto che bloccare delle risorse per molto tempo presso poche amministrazioni comunali, io credo che sia più importante avviare anche contribuzioni per fare proprio la progettazione. Questo ci permetterebbe di avere sempre più in dialogo con i comuni un parco progetti pronto e degli interventi cantierabili, in modo che nel momento in cui ci sia il finanziamento poi complessivo per l'intervento, tutta la parte burocratica finalmente è già stata adempiuta. È un metodo di lavoro che ci stiamo dando proprio per cercare di fare quello che i cittadini chiedono, cioè degli interventi che possano essere risolutivi e con dei tempi chiaramente il più contenuto possibile.